mese di giugno era per me un mese triste. Terminava la scuola e andavamo con i miei genitori e le mie due sorelline a Nicolosi in villeggiatura. Le previsioni erano di restare lì fino al mese di settembre e con l'avvicinarsi della riapertura delle scuole tornavamo nella casa di Catania. Ogni giorno, dopo pranzo, ecco la voce della mamma qua diceva quasi con tono forte: il papà va a riposare, voi state zitte, perché lui deve dormire. Udire queste parole era una sorta di tortura. Fino a quando non si alzava papà, non si poteva fare niente di rumoroso. Il pomeriggio del sabato era per me sempre un'attesa, perché dopo averlo detto alla mamma, io e mia sorella Maria Letizia andavamo nell'aria di fronte alla villetta, proprietà della zia Sara e dello zio Nannino, portando con noi la radio. L'altra sorellina, Loredana, era troppo piccola e restava con la mamma, che guardava noi dal terrazzo di casa. Camminavamo in mezzo alle piante di uva e struscevamo in mezzo alle loro foglie. Il suono lo sento ancora a me vicino. I grappoli d'uva erano dapprima piccoli e verdi e con l'andare dei mesi arrivavamo alla maturazione completa. In fondo, vicino a un muro ricoperto da piante di more intrecciate fra di loro, c'era una grande pianta di fico che era la fusione di diverse piante che avevano formato un grande tronco e dei grandi rami, ed era lì che mi arrampicavo. Avevo 14 anni e mi sedevo mettendo vicino a me la radio. Avevo messo anche un quadrato di legno pesante e lì restavo seduta per lungo tempo. Vicino a me sentivo il cinguettio di piccoli uccellini, attirati dall'infiorescenza. Alle volte volavano via e si fermavano sulle more. Purtroppo la mia sorellina Maria Letizia non voleva arrampicarsi. Aveva timore e si accovacciava su una pietra vicino al tronco. Erano le 17 e per me era l'ora più bella. Accesa la radio, ascoltavo la sigla iniziale di Rock Roberts, presieduto da uno squillo di sirena, del programma di Canzoni Bandiera Gialla. Il titolo derivava da un ricordo di una bandiera gialla che faceva mostra sulle navi nel periodo della quarantena per la pandemia. Ed è anche la bandiera che i bambini mettono in alto quando comincia ad alzarsi il vento e si muove strusciando. In questo caso è il nome di quella trasmissione dove si potevano udire canzoni e musica pop, rock, folk, musica leggera, innovativa, adatta a un pubblico giovane. Io aspettavo con ansia il sabato per questo ascolto, per udire sopra la pianta di fico, dove a volte le voglie ondeggiavano perché c'era una folata di vento, un piccolo vento. Questo programma era una gara fra 12 canzoni ed erano presenti dei giovani che potevano votare. In ogni trasmissione veniva proclamato un vincitore per mezzo del conteggio delle bandierine gialle che i presenti alzavano e scuotevano urlando, ridendo e battendo le mani come si fa adesso per un concerto. A casa tutto questo non sarebbe stato possibile. Ascoltavo i miei cantanti preferiti, i Beatles, i Rolling Stones, i Rockets, l'Equipe 84, Barry Ryan, James Brown, Donovan e i Nomadi. Molte volte venivano fatte ascoltare canzoni in anteprima, prima della loro pubblicazione. Era per me un momento prezioso e l'ascolto di quelle canzoni mi dava lo sprono a vivere una settimana nell'attesa di risentirle. Voi penserete, e la sorellina che faceva? Ascoltava, ma a un certo punto, stanca, si ritirava a casa, seguita dal mio sguardo che controllava la sua camminata verso casa. Del resto, se sbagliava strada, c'era la mia voce che gridava: Tizi, vai di fronte che c'è la nostra casa e la mamma ti aspetta. Erano le estati che vanno dal 1965 al 1970, quando il programma terminò.
Bandiera gialla era iniziata il 16 ottobre del 1965. Nel pomeriggio papà, dopo il suo riposo, prendeva da uno sportello del piccolo mobiletto dove era posato un bellissimo giradischi, un disco a 33 giri, che a me sembrava grandissimo, e lì ecco sentire la musica classica che il mio papà tanto amava, e allora prendeva la mia mano e pian pianino mi portava a ballare con lui il valzer. Erano pomeriggi in cui il mio udito prendeva un'altra via, passava dal moderno alla musica classica. Ballavamo fino a quando la mamma ci chiamava perché era pronta la cena. La musica è sempre stato quanto di più bello io potessi ascoltare ed è rimasta dentro il mio cuore. Se penso invece a un gusto dolce, ecco che la mente mi riporta al torrone, preparato da mio papà per Sant'Agata. Mm. L'odore del caramello riempiva la casa. Il gusto era dolcissimo, i pezzetti di torrone non bastavano mai. Erano le mandorle della campagna di mio zio. La mamma si sedeva in cucina con una piccola pietra e una tavoletta. Le schiacciava piano piano e le metteva da parte. Poi, raccolte tutte le mandorle, con poca acqua le faceva scaldare per togliere le bucce. Già solo questo ci faceva pensare che stavamo preparando il torrone e noi ragazze spuntavamo in cucina a vedere a che punto era la cottura. Appena la mamma terminava di ripulire le mandorle, ecco che il papà prendeva una padella e versava dello zucchero. Stava per crearsi il caramello. A quel punto inseriva anche le mandorle e cominciava a mescolarle con un cucchiaio di legno. In bocca avevo già l'acquolina e inghiottivo la saliva, che meraviglia. Appena papà, su consiglio della mamma, pensava che il torrone era cotto, usduvacava sul marmo bianco conservato in uno sportello della cucina. Allora, con un grande coltello, iniziava a girarlo sul mammo, a girarlo e rigirarlo, fino a quando era pronto per essere tagliato a pezzi piccoli e mangiato da tutti noi. Tanti gusti, sia salati sia dolci nei miei ricordi, che partendo dalla mia mente arrivano alla mia bocca e poi ritornano alla mia mente. Certo, so bene che questa non è la mia realtà, ma le sensazioni, le emozioni che provo, quelle sì, sono vere, reali. Caro tumore, mi hai tolto il gusto, ma non la mia volontà di gustare la vita.